Ciao a tutti, sono Faigoleo e oggi vi farò vedere, scusatemi, un video su come mettere le skin in multiplayer. Allora, per prima scusatemi, andate su minecraft.net, porco scritto, vabbè, Minecraft qui, e vi registrate. Io adesso faccio login. E praticamente vi registrate. Dovete ricordarvi questo nome, cioè dovete ricordarvi il nome che c'è qua. Dopodiché aggiungete una pagina, scusatemi, scrivete Mineshafter e vi connettete anche qui, cioè vi create il vostro account anche qui. Io ho fatalità, sono riuscito a mettere il nome uguale, e ho avuto fortuna. Allora, per prima roba andate su settings e cambiate il vostro nome in un nome che sia uguale al cioè a quello su Minecraft qui. Ok, dopodiché andate su download e scaricate questi due per iPhone, per iPhone, scusate, per Mac. Dopo che li avete scaricati li mettete in una cartella che io ho chiamato, aspettate un attimo, vi faccio vedere, Mineshafter. Aspetta, qui praticamente il gioco è fatto. Dopo vi spiegherò come entrarci, perché è un po' difficile. Cioè, è un po' difficile, ci metti un po', ma è facile. Allora, dopo aver fatto quello che ho detto io, andate su un sito di skin, che io metto sempre The Skin Dex, e andate su The Skin Dex qua, sì. Scegliete una skin. Homer Simpson, questa è nuova. Ma no, sono fatte male queste. Vediamo. Qualcosa di bello. Mac Creeper, no, grazie. Terminator ce l'avevo già prima, non voglio riprendermi questa. La mia skin invece è quella del Creeper con lo smoking. Se lo trovo ve lo faccio vedere. Terminator uguale, identica a quella di prima, fatalità. Evil Love. Zombie Pigman, no grazie, perché sennò poi i miei amici mi uccidono, magari vado in giro anche con la spada d'oro, scusatemi, di oro. Allora, Infected. Ah, sarebbe questo Infected. Ah, io credo che fosse quello che avevo io. Va bene. Skin 4. For my friend. Che cazzo? Vabbè. Masterchef. Guardate Masterchef. Halo, ok. Creeper. Non so cosa prendere. Gesù. No, troppo figo. Parkour, no, dai. Ultima pagina, poi scelgo. Perché sennò ci metto troppo a scegliere, dai. Ehi, su carica. Vediamo. Iron Man già provata. Pikachu Iron Man. Con gli occhi rossi. Sì, Herobrine appunto si riconosce dagli occhi bianchi, sto qua mi mette con gli occhi rossi. Che cazzone. Orca, non c'è niente di bello, cavolo. Ultima pagina, però sul serio stavolta. Superman, dai, mi prendo la skin di Superman. Una così per... Allora, entrate. Qui vi farà vedere la skin. Entro l'anno, per favore. Ecco. Non so se si può modificare, io non l'ho mai fatto per sicurezza. Comunque, andate qui, premete sopra. Copia. Qui chiude... no, scusate, Mineshafter. Settings. Incollate qui, come faccio io. Set. Ecco, vedete? Riavviate la pagina. E c'è. E allora, questo qua si può anche chiudere. Anche questo, non serve più niente. Anche questo si può chiudere tutto. E su Mac ovviamente andate su Finder, io faccio così, poi voi fate come volete. Questo Mac, terminale, e qui vi verrà fuori questa scritta
aggiungete questa striscetta che poi vi metterò. Oh merda, no scusate, questa qua è quella della skin di prima. No, aspetta, devo. Porca. Vabbè, ci metterò un po'. Vi faccio vedere da dove la ricavo io, ma poi potrete ricavarla dalla mia descrizione. Io vado sempre su YouTube, metto il link, cioè non il link, il video di questo tipo qua che è stato molto bravo a farlo, che si chiama Minecraft T, però la seconda maiuscola, ma sempre maiuscola, Adventure. Ecco, io entro qui. Ma visto che io sono un po' più furbo di questo tipo, no dai scherzo, solo che io invece di copiare tutto, copio solo fin dove si deve tenere, nel senso il file si dovrebbe prendere tutto e poi cancellare fino a jar. Ma io invece faccio così e prendo solo fino a jar, prendendo anche lo spazio prima di trascina. Porco se me lo lascia prendere. Oh! Ecco, copia, apriamo di nuovo il terminale, incolla. Qua a questo punto aprite Mineshafter, prendete Mineshafter, scusate, proxy.jar, lo mettete lì, premete invio e si dovrebbe caricare il gioco. Aspettate un secondo, ormai questo qua a me non serve più niente, ma me lo tengo per sicurezza. Mettete la password. Oh, scusate, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Su Mineshafter vi dovrete registrare con la mail di Google, con la Gmail. Mi sono dimenticato di dirvelo, scusate. E vabbè, qui mettete la password che avete scelto, quella di Minecraft. Fate login, io faccio not now, però dipende se ci sono degli aggiornamenti, ve lo dico. Mojang. Faccio single player. Potrei mettere anche multiplayer, però non so cosa mettere. Facciamo questo, dai. E aspettate un attimo che lagga un po' all'inizio perché è quella nuova skin. Un attimo. E abbiamo la nuova skin, visto? Ovviamente gli utenti che non sono collegati a Mineshafter non potranno vedere la vostra skin, ma quelli che come me sono collegati, cioè hanno un server Mineshafter, possono vederla in multiplayer. Perché ho visto dei tutorial, no, che facevano praticamente vedere come mettere una skin, però quella vale solo per il single player, perché in multiplayer non te la vedono. Oh merdaccia, l'ho fatta io sta roba. Oh merda. Piramide perfetta. Ah no, ok, mi sono spaventato. Scusate per la voce. Va bene. Per questo è tutto, scusate i lag, ma ho preso proprio il mondo più sfigato. Adesso lo eliminerò dal mondo. Grazie per la visione, spero che il video vi sia stato utile, grazie e arrivederci alla prossima puntata. Da 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 da. Ciao.